Bollettini Istat certificano finalmente a livello nazionale una situazione in ripresa e in crescita per le aziende produttive. Purtroppo non si può dire altrettanto per le imprese artigiane del veneziano, in particolare nel milanese. Purtroppo stanno arrivando al pettine alcuni nodi storici, generazionali, come il passaggio delle imprese da padre a figli, che in molti casi non riescono ad avvenire e addirittura imprese storiche si trovano a dover ridurre quella che è la loro quota di mercato perché non riescono a trovare personale in sostituzione di quello che esce. Secondo Andrea Dal Corso, funzionario di categoria, serve sviluppare forte un gioco di squadra tra istituzioni, associazioni ed enti di categoria. Va affrontato in maniera organica e in maniera strutturale da parte degli enti, tutti i quali devono essere tutti a mettersi in gioco, associazioni per prime, per poter mettersi idealmente ad un tavolo e riuscire ad attuare soluzioni ed idee. I numeri complessivi sono preoccupanti. 2 imprese su 3 che non riescono a trovare lavoratori per aumentare la loro forza lavoro e quindi riuscire a stare al passo con quelle che sono le richieste del mercato. Nel settore del legno in particolare non si trovano figure come falegnami e personale specializzato nella manodopera, nell'uso delle macchine del legno.